Saluto a tutti e benvenuti a Contanos, un podcast che pertocca qualsiasi sia questione di interesse. In cada puntata un ospite diverso nos conta di una cosa che l'aggrada, risponde da una scantas preguntas measa e nos cosizza pure qualche libro e legere. A telar voltas in questo podcast amus arresonau de letteratura. A bortas carcospite nos han letto poesias antigas, a telar voltas amus contadu son lummenes che han fatto storie sa letteratura. Nd'amus chistionadu e amus a seguire ande chistionare meda, ca m'aggradada, ma vagende questo podcast bisogna sappidu puru chi aggrada meda finzas a sos chi nos ascurtana e a sos ospites e tutto. In questa puntata leamus sa letteratura da un punto di vista analiticu e sta a narrare zuccamur da un tema che è su traballu e sul rapporto del traballu, in certa de che mogare a pizzu unos cantos esempios de questo tema e sa letteratura mondiale. E pro cussu estami faghere una resonada con Gianni Lui, professore giubiladu del diritto di su traballu in su Università de Casteddu, ma finzasi scrittore, che isse tutto, a torrada allegre romanzos, pro narre sor de Kafka e de Cervantes, in certa de buscare riferimentos a su mundu su traballu. Con Gianni est a faeddare de commente sa letteratura a contau su traballu, sul diritto de sos traballadores e su mundu su traballu, de commente scambiadu su traballu e sa letteratura, da sos tempos de Cervantes e de Kafka a o in die, e puru de commente mai l'ervennida sa gana de los studiare custos autores. Chistionamur finzas de su chi at acatadu sas operas issoro e de cale suni o in die sos genere letterarios chi prus interessant su traballu e de commente scambiende. Tenete vos contu e istentade vos. E dunque, come taponadu, s'ospite in questa puntata este Gianni Lui. Salute Gianni, come ti stas? Bene, grazie, tutto bene. Sono contento me da so pregiau come te ne voisi de ti tenne come te ospite che stanno a fare una bella resonata su per un argomento che non pago conosco però non amo su chi di sicuro tu lo conosci mezzo su e amo meta da imparare secondo me ne ho come taponato tu hai pubblicato questo libro so chi amo su Leana la questione sul traballo da un punto di vista nuovo, da un punto di vista originale, vizas, potevo narrare. Magari sono vizas autores connotos, de sicuro Cervantes e Kafka, los conosciamo tutti, però a me pure personalmente, quando los ho letto, non mi venne a conca l'idea del suo traballo, del suo diritto dei suoi traballadores. Contanos commente mai del venni da Sagana di studiare questi autori. Beh, è stata una cosa, era un luogo naturale. Poiché prima di tutto io sono amante della letteratura, della poesia, mi piace da scrivere, a leggere, già del suo tempo di scuola, invece di ascoltare queste lezioni, o con tu musica è un'altra carriera, quindi questo è sta. E sicuramente a parte che mi piace questa letteratura, sia pure professori, sia stesso professori di diritto su traballo, tanto quando leggi un'opera mi indaccato de bruso che c'è una cosa a parte della trama principale che essi di interesse. Posso fare un esempio per comprendere subito detta gestistionendi. Quando leggevo a Pirandello c'è stato conto in novelle per un anno a una questione di una persona che stessi fuori da conca, che si intendeva da sempre un ruido in conca, un treno che corriera, insomma, se sta macchiato. Però Pirandello tu spiega pure, puoi tenere che questa persona, che vede uno che va ad un lavoro che non ti piaceva, sempre con il documento, con il libro mastro, eccetera, e che i scompagni su dove canta sempre in giro. Tinananta tanti guerrieri, scherzanta, brullasa, eccetera, eccetera, e a Salvini questo è vestito fuori da conca. Beh, questa descrizione è su mobbing. E sticando in ambienti del suo lavoro, tu a casa, quindi non si pensava sulla via, sicuramente tu non eri in lingua inglese, non si pare in moderno,
però punti cosa sa che già esistiano. Ecco, su fatto di essere pure professore del trabalho mi ha aiutato a fare questa cosa. O posso fare un altro esempio, si legge su De Amicis, c'è su conto di uno picciochetto di scuola che a un certo punto arriva questa notizia che suo babbo è stato di un ponteggio e si è morto, non uscita da caita decapitato. E in suo libro poi c'è questa riflessione, che c'è un altro obiettivo in sa scuola, che suo babbo non fa di suo maestro in muro, maestro impiegato, e va di questa riflessione, è narrata, Deo, sei tranquillo, o su manco quando seguo in scuola, poi ti scio che babbo mio è sezio in una messa atteso di ogni pericolo, non esti in un ponteggio, e quindi non timmo chi possa morire. Ormai, e questo è tutto su tema, un tema a mano che noi teniamo, che si infortuni di traballo, si più abbastanza può scongiurare, può rischio, non. Quindi, sul fatto che noi siamo abituati a caschiare massimamente a questa storia principale, si lascia andare come in un cinema, via via ognuno secondo l'arte sua è in condizioni di comprendere che è una cosa di brutto. C'è questa storia di questo Sabatteri che è andata a una mostra di pittura, si pone da criticare scrappittas. Poi Arzia da vuole criticare altra cosa pure e qualcuno dirà no, firma di scrappittas. Volinai che secondo si cosa che conosce una persona può dire. Insomma, a Savini Con forma sarte sua uno può pure questionare di una cosa e certo, no. ad E ognuno infatti sì, sa sua come intinare a nos, e quindi è certo. questo aiuta, però è bello a scoprire come ci punti questi elementi e, e se non si abitua a sto, tu può essere interessanti pure, insomma. Praticamente questo esiste su motivo che mi seguo a costiare. Poi mi piace pure che una volta ad utilizzare i libri, a scrivere o approfondire queste cose come professori del diritto del suo lavoro. E certo, io infatti si sterreda di questa puntata a commentato sul libro che has pubblicato e sui studi che has fatto. Contanos infatti qualche cosa di più sopra proprio sui autori che hai studiato in questo libro, capisco che has ragione del suo lavoro in Cervantes, per narrare in Don Sì, Chisciotte e finzas in Kafka. sì, sì. Questo due esempi possiamo battere per questionare del suo lavoro e le opere di Sì, Soro. sì. Ma certo, Nauno, secondo me si possono classificare in tre categorie. Ci sono in metà scrittori che vanno in questa descrizione di cose che succedono in suo lavoro, un incidente, e quindi questionano di sapere per una persona sfruttata o insomma possa condizioni del suo sfruttamento, commenti e descrizioni. Altri invece chi di cantavarti cominciano a donare pure un giudizio di commenti può cambiare sul mondo, punti intellettuali che nos aiutano a me dal suo progresso, che hanno aiutato me dal suo progresso, e poi altri che questa cosa sul livello una cosa più importante per chi studia da diritto, che entrano in sul dettaglio della tecnica dei lesi. Quindi, questa prima categoria potevo esponere a Kafka. Kafka è questa cosa mi piace radunare, poi tradotto sempre si chiede su questa moda, quando intende su una cosa per ripetere e non controllare. Questa storia su Metamorfosi, un libro che credo che tutti su Meta si conosce, insomma, c'è questa storia di questa persona che si trasforma in un insetto, insomma, e si disperato, non arrennesce dall'indipendenza del suo letto, poi vita a pagare in mano pesi che si trasforma in questa cosa mostruosa. L'interpretazione normalmente che hanno detto su che a sua origine è un problema di relazioni tra babbo e figlio, situazioni familiari, eccetera. Deo, che conosce sul diritto, si andava a tornare a leggere e appena in suo libro non c'è nulla di questa relazione tra babbo e figlio. Su motivo di questo problema che tiene di questa persona è un problema di traballo. Se noi su tornare a leggere, uno ci pensa a tornare a leggere con quest'ottica, vedi che quando uno arrennesce di manco a indipendere del suo letto
i solas cosas chi narrano, punti, oi. Io mo mia che non arrenescio a piegare su treno, oi non arrenescio a trabalhare. Itta trabalho leggo che mi tocca da fare, mi dipesai ogni dita treno a treno. Commenti pappu mali da una zona all'altra. Commenti in relazione con le persone non vale nulla. Devo mi ad essere un po' più licenziati, non ti posso brusu, ma detto pagare questo debito e non posso. Tanto sa causa effetti su trabalho. E questa è una patologia, una situazione che se non è proprio su mobbing, però è una cosa che non succede su stress che dipende da suo trabalho. Un trabalho leggio che provoca in sa persona un disagio che può portare pure a un'alterazione mentale. Questa è una cosa, andiamo su chi su mondo su traballo oggi e forse è stessa sa prus comune di tutto, no? Questa di essere stressato ormai e Certo, chi mentalmente su traballatore mentalmente, sì. E mira, Augusto, che a un certo punto io un'arara e vediamo, e poi arriva da su Meri, con su medico, con su dottori, poi mi controlla io, poi mi nai che sono un mandrone. Questa è questa situazione, Budi lei, che noi ostento in Italia viene su 1970, prima del Statuto dei Travagliatori. Si può prima, se uno travagliatore si intendia male e non poteva andare a trabagliare, tieni tu visitata, vudi su dottori de su mere tutto, quindi uno de parte. Poi sa lei Ah, è cambiata e poi sa visitata da fare un dottore indipendente, uno che si seria da Aslo, dove che sia. Visi come è interessante questa relazione può comprendere dei questioni. è certo. Poi, certo, poi questo approfondimento devo controllare il guru che Kafka come te trabalho vai ad ispettori del suo trabalho e Dunque, quindi, è autobiografico pure, potremmo conoscia narrare. pure de cosas. Una volta c'è in memorias che vai dice in su diario e narra da magasta questo trabalhadores che bene intendennoso su con su cappello in mano, tutto pregunjoso, su preguntendo quando viene a tenere sul diritto de venire a noi a diciusciare tutto a sa ribellare di avere. Orai, ecco, questo è un altro esempio, un vago quindi questa è una parte di descrizione sindacata a meta, ma già in cesso una profondità. Certo, Kafka, la Metamorfosi è stato girato pure in sardo, infatti sì, l'ha girato in sardo Manuela Mereu ed Eia, ha pubblicato con Dages. Deo la poletto medas annos fa, che è come me lo torro a leghe però, ma mento che su Gregor Samsa, sinadi, sì, su no, su Gregor Samsa, protagonista, sì. via di un commesso viaggiatore Sì, sì, su esatto, traballo. esatto. No, come mi so ammentando tutto, cadda, Dici, sì. Lumenau, però du consigliamo a tutti che poi Zaleski in questo podcast consigliamo sempre il libro de Legra a sos che nos ascoltano. Dunque se la descrizione di questa puntata vi sponsor su link può accattare sul libro de Kafka in sardu che l'ha Sì, sì. pubblicato con Dages mi pare di su due Mizza e Bindighi, No, sì, tradotto traduzione l'occasione di sta Manuela bene. Mereu. Sì, 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 Però sì. scusami, E t'apo questo poi, segato per aumentare questa cosa, io. no, no, è bello adorare a leggere, può dire su chi uno non si sta accattando, come uno che anda a spiegare a regolare su chi altro su non ha regollo. Tutta questa storia di Kafka, a me Kafka mi piace in meta e penso che sia uno dispero, ha scritto pure altre cose. Poi tradotto su antipensavo a Gregor Samsa come ti vesi di immagini di Kafka, questa proiezione di Kafka. E puntava raso condizionato da una cosa importante in me, ed è una lettera su babbo. Finza SEO, Cando, già, ti dico la verità, finza SEO, ho sempre pensato che vede autobiografico la sì, sì, metamorfosi. sì. Poi te su ci dieta da faccia su babbo, su vatto de commenti dati trattavo ed ere causavo pure calencuno problema poi psicologico. Invece se sul libro non c'è nulla. E anzi, Deunau, che sai, che questo Gregor Samsa è un personaggio un pago fortuna. Poitta, nemmeno su due liggi di poi settotto, ma tutto su ciò l'intagattaia a caffè che tieni da descritto. E ne di lei da autonomia che tiene di suo personaggio. Quando noi su tenere altri personaggi del romanzo che chi ne da descritto non si importa nulla.
Invece È sta vero, è sta vero. un Kafka Kafka sempre ti tenis in conca kafkiano. Tu quando tu leggi ci sei già condizionato di tutta è una sta cosa. vero, è sta vero. Però per finza su contesti storici, sul romanzo Kafka è sei di su 1920 e dunque magari è finza su contesto de commenti sul traballo fia cambiente in questi Yeah. anni, so? E Sì, commenti sì. finza su stress, non fido una cosa antica a me, non penso che tre sono batto schianto sanno prima di Kafka essere si stress su traballo o magari a casa te la pregunta che di Gerzo va No, resti ma che dico sopra neanche un altro nome, però c'è eh, questo problema, non pensai a queste relazioni tra su cui succedeva e sul trabalho. Oh, era quindi questa è essere un po' una parte. Poi, appena che c'è una categoria dei schivi cantavardi, che forse si sa più importanti, poi appunto autori e militanti che aiutano a su movimento, si pensavano a Bertolt Brecht, eccetera. Devono hai una cosa che mi piace a nominare è su una poesia di Victor Hugo, grande romanziere, non normalmente quando pensa a Victor Hugo pensa a suo traballo e queste cose, ma c'è una poesia che mi ha impressionato me, da quando conta di Pippiusu che passa in sa strada, in sa città, e narra che tutti i punti slangiusu, con sa gaglientura, Pippia Sabina sa dei 28 anni su, e sa gente a un'antandai, e su un'arata, puntandendo a trabagliare e trabagliano tipo 15 ore a Sassadì in condizioni mancano di questionari e tanto diventi meta impressioni e riba da una cosa a meta forte, a malaitu sia su trabalho malaitu sia su trabalho vuoi tabocci sommine poi non chi si correggerà ma dona questa alternativa e narra da Deu malegu su trabalho in nomini del suo trabalho di avvera, da questo nobile, generoso, che va a crescere i sommini e libera da suo popolo e fa di sommini contento. Scoprire punti di riflessione, di questi punti altri elementi su dei certo. scrittori che entrano e piccano avanti proprio a questa situazione e non si fanno crescere. Procusu, Una, a ti fare un'altra pregunta, si vuole, eh, Giacca. Amor fai de Kafka e finza di Victor Hugo, però magari un autore più antico che tu hai studiato finza in suo libro stuoso, che è Cervantes. certo. Si quieres come fai l'amor de Cervantes, però si esate las cosas de narrare, sì No, 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 che... no. Pausato a Cervantes proprio andare, poi Cervantes esti narra su un livello un vago blusa innanti. Intanto poi ti ha fatto meta prima e quindi esti uno precursore narra. certo. E poi questa conoscenza che tenia. Cervantes fu un mostro di conoscenza. Non conosceva da questa letteratura, ma proprio su diritto, ogni cosa, insomma. Questa cosa curiosa che diventava famoso con un conto che pare di una cosa di arrivi, e invece c'è una sapiduria incredibile in questo Beh, conto. sì. Poi Cervantes, a me, quando da Puliggio, mi ha fatto comprendere i commenti nosus modernos, praticamente noi si inventavo quasi nulla, manco in su diritto. Che ci punti cosa sa che esistevano già. Faccio una pariga d'esempio su può intivare un poco complicato ma cerco di spiegare e tecnica del suo trabalho mio. Nemo si indagata, ma quando Don Chisciotte deve ricercare uno scudiero, uno può accompagnare su macchimini che deve da vari, c'è tutta una cosa interessante che si sa contrattazioni. Il suo contratta con questo vassaio trabagliato in campagna prima Sancio Panza con un altro meri e Depinti decidi che lì è il suo contratto. E c'è una cosa a me interessante, certo Antonio Pago, poi Don Chisciotte, che è un cavaliere antico, feudale, tu li pagai a merced, come narra in spagnolo, a mercede, come narra da Sabibia, dare la giusta mercede agli operai. E invece Sancho Panza voleva essere pagato
a giornata o a mesi, cioè Ah, secondo questo trabalho che vai. Tanto questa cosa è una cosa importante in me, poi fino a sai quest'epoca, sul diritto del trabalho moderno proprio, non esisteva ancora. Si imperanta i servidori, si sciau su tutta un'altra cosa. Detti pagu gente podia contrattare di avere, sa? e Esatto, no spiegano che alcuna cosa può cambiare. e E non ci questo pianti sindacato su. cioè, questa è sta Mercedes, cioè sta Mercedes Bolindate di tu oggi puoi ti riconoscere se stai sbagliando in un medio, giocare alguna cosa, però come t'annai tu, non è che tengi proprio un diritto, insomma, ti pago poi ti voglio pagare. Invece, se quando Sancho Panza di Narada, no, ma devo essere ripagato, posso tanti che pago, c'è uno corrispettivo, una cosa che torna e diventa da uno diritto. E questo è interessante perché proprio in quest'epoca sul diritto del suo trabalho è trasformandosi da su sistema feudale a un sistema moderno. A un adeneus che i suoi lavoratori non sono quasi sciau, insomma, sul Medioevo si sceglie come funzionava, ma comincia ad ottenere un diritto. Tu mi paghi poi tammi tu debiti ed io tengo che è uno strumento. Quindi è interessante questo dibattito, c'è pure questa movida del Sancho Panza in cui questa gente non si indaccatta, poi pensa a suo conto in generale. No, Certo. Cervantes che conosce me da fondo sul diritto è solo che non si fa comprendere in me la cosa, sa. Ma c'è un'altra cosa, forse è ancora più difficile che si agatta in Cervantes. Tutto su scio su che non va più di tempo se questa parte in suo trabalho, anche cominciava a utilizzare una forma di pagare che si serra da una retribuzione a seconda del suo risultato del suo trabalho, che non è su ottimo. Si Mm. pratica in metas impresas manas, su sistema è questo. Pochi trabalhatori trabalhano meglio su meri, avvia sanno improvventi da Savini da Sanno si aumenta da suo fatturato, si aumenta da suo profitto, per donare una cosa in plus di una certa percentuale. Se c'è una Eia. fabbrica di macchine da andare, se costano bendeso su 5% di macchine in plus dell'anno passato, a Savini dell'anno deo si oggi 1, 2%, 3%, sono tanto di dinari. Ci sei. Questo è una cosa che si utilizza a meta, ora poi cercare di stimolare, di fare trabagliare ai trabalhatori su più possibili. Può fare questa che seria questa fidelizzazione a impresa. Ita succede? Immaginate uno trabalhatore che trabaglia da Stellantis, con uno contratta IC, se Sabini del Sanno aumentano le svendite delle macchine, sa dene di un detto. E se gusto in su mese ira, su a Capodanni, negli ultimi mesi si du licenziano, oppure si licenzia adesso e non accaba di trabagliare. Isso a trabagliare con una raus si impegno può ottenere questo risultato. E questo è un problema. Ci punti Non le torna nulla. oggi in Italia, in questo anno, esprime a causa con i giudici può decidere come si deve fare. Tu puoi pretendere, si può fare una rateizzazione oppure questo dotto. Cioè, è un problema che non so ancora noi su decidi come si fa. E mo di conto poi t'incentra da Sancho Panza e Don Chisciotte. Eia. A un certo punto, Tolkien da legge si ricorda che quando non ti voti più su Devigai Corpus, Sancho Panza decide di desindandare. E di nai a Don Chisciotte, de non ti posso più su de un mindando. Che sai Si fare? indanda e deppi vari scontos. Quando uno si indanda, mo biesu canto mi deppisi. Si sessinti e comincia a dannare idea può lavorare tanti mesi spodui, mi deppi tanto a su mesi, poi a su mesi de un merito gusto, e venti tutto un calcolo interessante, poi te suonare da su trabalho che dopo fatto con tui, è un vago plus grande su che devo vai avanti, quindi ogni mese tu mi devi donare dei plus, e si pone in di accordo. Però a Salvini, Sancio Panza di Nara, ma tu, quando sei spartito, ma spromento che se su che io lì stavai andare a profetto, si vincia sa questa cosa che io lì a svincere, mi vai a governatore di un'isola. Ah, Ed è cosa avesse promitta? Non mi lammentai a questo.
Sì, mi paia sta governatore da un'isola, quindi devo a trabagliavo impegnandomi pure poitta o lì a questo risultato che si tu sonnata sta cioppanza, dici si sonnata già e stavo pidda che è diventata una grandama, potta essere governatore e tutto. Tanto tu te Ah, ah, pesco, ah, ah. e ti succede? Succede di chi ha ragione e Don Chisciotte da riconoscere ed aumenta ad una parte di questa cosa pure come pagamento de gusto che noi oggi stiamo ancora discutendo in questo momento. Poi cambia di idea, torna a Sapajai, Sighinti, sono in Danda Cruz, però questa è la stessa contrattazione. Ecco, questo dimostra come via in sa letteratura ha su situazioni mera interessanti, si poi dimostrano questa conoscenza chi tenianta e Dudor Rannai, perdonami se ti ripeto, Cervantes conosceva il suo diritto di una maniera, di una maniera eccezionale. Certo. Non, e ci punti passaggi su di un altro forse si non sciusi tutto su si punta a cattausu, ma c'è una cosa in cui la gente arrivi poi quando Zagatta di Napreto Sancio Panza domanda da Don Chisciotte di avere un testamento a favore su si può caso si moridi potu compensare del su chi di piadonai ancora non di ha pagato poi ancora non serra sconto e di andare deve avere però un testamento tu te pone in spagnolo che non si può revolcar un Ah, testamento che non si può revolcar tutto su mondo poco sta frase si arrivi poi testinaus grammaticau in spagnolo volinai un testamento che non si può da cambiare non si possa da cambiare però un giurista scidi che su testamento si può cambiare sempre ah. non è possibile che uno possa fare un testamento e non lo possa cambiare e quindi narra ma commentai questa cosa Deo siccome divemo un giurista si andava e mi si accappa una cosa che pare che in questi anni in Spagna hanno attivato uno provvedimento, una legge, insomma una disposizione, e hanno inventato un testamento che non si poteva cambiare. Ah, Ducas esistia davvero? Sì, quindi esistì un po' poco tempo, su poi tanti cambiato dopo un poco. Però Cervantes può dimostrare come in TV di una persona che conosceva da... Cervantes esistette in Sardegna pure, tu ci sta questo. No, manco questo sia. Esistette in Sardegna, ci ha passato una sciusa una parecchia di insomma, poco tempo su, quando fu andando a questa battaglia dell'Epanto. Ah. Poi ti si ha fatto pure su Sordown, ha fatto le cose, Mm. e a Pallas de esa volta de Maria Cristina c'è una targa che ricorda In de che è Castello. passato Cervantes in Castello. Ah. Deus suo libro mio invece sanà un'altra cosa, nau abiti che li punti spiola, sania sesti imbriacao con i altri sordaus che piatta de partenza, poi ta vita puta incitando, non, attento pure incidenti, sesti stetti in prigione, per una vita meta avventura. Quindi questo è su conto che dimostra da loro e a me commenti si commenta e sarti mia mi piace Certo. a scrucculiare a dire ridotto scusa così tetta, però che si imparano a loro che si imparano a loro cosa bella non No, ma vincere di storia, Savina, che veste su diritti su traballo che insegnai a stue, ma per finza sa storia del suo diritto, in suo senso, certo su storico del suo diritto, accattano in un romanzo come te accusto, che poi, per zonare, siamo questionando forse uno dei suoi tre battle romanzi più famosi di storia, sì sono in Europa, accatta finza informazione se come ti accusta che hanno dato tu e che esisteva questo tipo di testamento e magari non tutto l'ischini, non è una cosa da pago conto, nel senso che no certo la letteratura poi serve da questo pure, uno commenta un po' Kafka e te vedi su traballadore vinzasa namus is impiegau i su 1920 in Praga o in Impero Tedesco ma te viene già scontrato pure in Spagna del suo secolo XVII. Proprio per questo sono andando su invito chi ha provato a questo podcast, l'obiettivo via questo, di battere una persona
chi gioca conoscenza, chi gioca passione, chi gioca di interesse e chi non può imparare, chi mi impara a me è una cosa che non conosco, non una, me das cose che non conosco, ma vinza a sos che non ascoltano, a ischire una cosa come te accusta, non le pago conto. Finza sopra dei Cervantes che rianare un'altra cosa impresse, chi Don Chisciotte de San Mancia e stau girau il sardo e tutto, la pubblicavo sempre con Daghes, sempre su Domizze Bindichi, e la portatura l'ha fatta Gianni Muroni. Dunque, chiesi Lucarelle Are, chiesi Lucarelle Grisardo, la carta di suo sito de con Daghes, la carta di internet in tuttube, puro custo. Zattera curiosità chi tenio estesi o in die, no, che amor fai da Meda, Cervantes, Kafka, Victor Hugo, però o in die la letteratura galu questiona de su traballo e de come te scambiando su mondo su traballo, sul diritto de su traballadores, ma in generale possiamo andare su mondo su traballo. Quali sono i generi letterari chi più si interessano de su traballo o in die, o quali sono i scrittori che a tue ti vragintinamus poco mente questionano su traballo, poco mente contano finza sul rapporto tra il traballadore e chi gli dona traballo. Ma narausu che s'attenzione in sa letteratura sa brus connota o in narausu ci de prus pagu con questa attenzione poitta i generi appunto un vago cambiato e poi si scrinti o giallo su uno ci deve essere un delitto tutti punti ispettori oppure su a me ne m'aggradano a me da cosa. Oppure su roba, no, di una cosa della canta tu pubblicare un conto, un romanzo che ambientato in Islanda, si andando a seditoria da Punao, Gastia, non ci punti mortus, non ci punti ispettori, non c'è cosa storica, non ci si ti interessa, non ti manco di questa Sardegna, poi questa altra cosa andenosu esti sa cosa locale, quindi c'è andavo a genere se no poi questa editoria Gastia a essere una digressione però danneggia pure ormai con editing non permetti a uno scrittore di non fare su chi si vendi su invece la letteratura deve essere una cosa più innovativa, deve essere libera pure, sì, e deve essere libera pure, ma via se uscisi che dinanzi a un scrittore non ti permetti di temperare uno vuoto che non sia a metà connotto, porai. Quindi poi sta su lettori, poi agattano uno vuoto, non ti comprendi. Invece la letteratura deve essere libera. A me ne è scapitata questa traduzione, scusa tu. Chi capo girato due libri da sarabas inglese, è editore americano, ma sempre corretto Giorgio Fuedos che o pubblico americano non lo comprende oppure è chiaro che va parola che da arabo non si può girare per lasciare come tesuni, certo, però non fa che nulla, nel senso che si vedono concetti in arabo che non si può girare, tu lascia la parola in arabo e poi la gente si la cerca in Google, ti manda da qualcuno e Gai impara pure qualche cosa, però te ne hai ragione, però este pure che la gente legge più spago probabilmente, dunque se l'editore timme di mancare chi la gente chi fa da sul libro non lo legge, però torniamo su cronamos sì, no, poi ti interessa da vedi no, poco su sonendi che non sempre agattao stotto, ma no, devono i generi letterari su che si interessano de brusu del suo traballo e devo gli avere un vago così de questionare pure dei che non poneu sapia senza letteratura ma che punti letteratura sto pensando su cinema su canto sa canzoni che punti straordinari su po gusto, certo. su cinema esti tenidi è preziosissimo, penso a Ken Loach a Tantus a Atrus ma che avvia e va in tv non ci nessuno su manco voglio naivo posso collegare Filadelfia, non so se hai visto su film Filadelfia che dopo castiato due volte praticamente è un processo, cioè questa letteratura serve ma sta di questione di puro dei commenti si debiti maneggiare i diritti
se una persona dopo di licenziare un trabalhadori poi è omosessuale, poi questo è su tema. Ed ognuno ha la sua dimostrazione sua, quindi proprio avvia se sul cinema è facile a fare gusto, poi conta da si storia e descrivi Certo. di voto, sa pertenza Este su quindi conto de uno chi du licenziano ca Tennessee. poi te ne Pare. sai, sì, e tiene Eia, sai poi te omosessuali, poi te dando eia, quando eia. stessi stati a girata sa pellicola, ancora non si scia da questa trasmissione dei sites più normali, pensando a chi fetti fessi, poi sono omosessuali, si Eia, sdrogano eia. e Esta quindi c'è vero. tutta una parte di questa popolazione che non era realmente importa, se Ei. Deus che pendu che tu si contro di questa gente, insomma, è una cosa terribile su che succede a su Za commento. Zasivie già chiesto un film fatto su 93, este de su Certo, 93 e si certo. vi è proprio cu genere de film americano de sos annos 90, eia. Che tocca da tu ponere in sanno quando si vedi. E che Beh, lo certo. devo appu non ho trabagliato in Paris con isso perché non mi posso ponere poi in un film ne ho trabagliato tanto e su va di riflessioni sapisso del suo trabaglio meta importanti sì, e che castia da meta innanti poi tanara da pure depois acabai de castiai come ti ho fatto in suo passato depois pensare io a sa crisi ecologica, una serie di problemi, sa fabbrica commentinosu Deus connotta il suo movimento operaio tradizionale non c'è più. Ma, Certo. no, ma non si ferma mai troppo in gusto, a parte su cinema, l'altro è sa canzoni. Sa canzoni punti poesia. Poesia e tenenti una tradizione meda longa, poi tanti commensau, se Chiedi connotta. chiedi brage de Come scantata so a tu e chiedi brage. A me mi prasci meda De André po narrere la storia di un impiegato, però mancari tu e te ne satteros. Ma prima ancora tu pensa a quando i si sciausu che devi canta dell'Africa, chi cantanta con su spiritual e cantante pianta cantus de trabaglio. Ah, Eh sì, avia antacantus può accompagnare proprio su trabaglio che vaianta e su proprio i pescatori in Italia e tutto, in Sicilia e in altri luoghi, teniant acantus che serviant podus aiutai vaianta sul ritmo, sul movimento del suo trabaglio materiale, della forza che vaianta. Tu pensa a questa cosa che non si conosce o issa, visi che su canto può aiutare chi ne tira da potirai tutto si impari, poi se non ti tanta tutto si impari, strabagliatori se non ci arrennesci, ti sai una cosa. E me da bella tutto questa cosa. E poi su canto che diventa da te protesta. Pensa a Ismondinas che trabagliante in Sarrisaia, Sarresaias eia. primus dei 900, quando cantanta son la mondina, son la sfruttata, son la proletaria che giammai tremò. Cioè proprio diventa un canto de protesta, che poi a seguire Giovanna Marini con i cantus dei emigrausu e tutti i altri. E oi pure gusta e me da porta ancora. Poi da commenti prima si vaia con su spiritual, poi sul rap, questa musica moderna, questiona da me da questo problema del suo trabalho, agita da questo tema. Sì, è un genere un vago complicato, non facili, però tiene tutto questa cosa. E quindi Certo. punti generi che ancora andano a meta innanzi. Quindi teneus ancora oggi ancora gusto si va, e via da dove su coscientisi, a via invece sa istintivamente. Bene, 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 bene. Dunque, genere se namus su letterario, spero, però pure a teras cosas, o in die, anzi sì, penso se arrivando a narrare chi un tempus via sa letteratura, chi stiano a prur de traballo e chi contaia prur su mondo su traballo, invece so è che diventasa musica e su cinema chi stiano prusu, chi non so romanzos o chi non sa poesias. A me ne m'aggrada a me un film, m'aggrada Ken Loach in generale, penso che sia uno dei suoi registi, e sormenzzo il regista, anzi, sì, potremmo andare proprio come regista, e io preferi un meo. Però questo è un film di Sudo a Mizza e de che 9, che si nada Sorry We Missed You. Infatti sì, lo pongo pure questa descrizione, che conta da adesso fattorino di Amazon, la Savine, no? Adesso che andano a giù che sono Certo, pacchetti terribile, a sì, sì. Sardomoso. E este stile de Ken Loach, no? Este
unu pagu triste, un ammus b'at disaccattos in sa vida de su protagonista, però est beru una manera unica, est solissu ischi da lu faghere, est inutile a contare su mundu de custos traballadores a manera originale e a manera chi ti mantennet 2 oras pizzicadu, namus castiande su filmi, ca est tropu bellu. Però custu ti cheria preguntare si tu eser de accordu, est beru chi su cinema e sa musica an, namus, superau sa letteratura in sa carica originale, finzas in sa capacidade de contare su traballu, Sì. o b'agalu romanzos chi mancari publicaus non n'à ocannu, però in sos urtimos 20 annos chi poden contare custu. A mene mi benit a conca mancari unu romanzu de sa bia de Michela Murgia, chi via Il mondo deve sapere, chi chistionaia de su mundu e su traballu, ca e totu, però si tu non ne conosches atteros, mancari. Sì, ma mo non mi viene da conca in moi, poiché non pensavo a regole rigorose, però è vero su che poi poco mente cambiando su musica, su mondo ci punti sistema sa che punti pure su immediato, su pure diretto, però io penso che si sia da si che da leggere pure e questo potete. No, su che noi questi che non è tanti o solo a ciccai darauso che un autore specifico che conta del suo trabalho, poi ta conta del suo trabalho. S'idea mia est invece sa cussa di arrennescere a gattai in tottu sa literatura, via sa is arrogheddos che non si torrant a portai. Certo, Cioè certo, noi in cussu chi narada voglio scrivere un libro a pizzo del suo certo. trabalho, può denunciare, cussu su, nara su, non che non mi interessa, ma non punti privilegiados. A me mi interessa pure cussu, si indichistiona da che ne si intenzioni. Poiché uno Eia. rappresenta A una chircare sa realtà spinnica andamus, no? claro, senza sionare conto. Io immagino che Pirandello, quando questionata de gusto che ebbe su de conca, commenti tu trattanta in suo trabalho, non fu pensando a suo trabalho, a A cosa su come mobbing, Dio pensava, ma scomprendo. Ecco, certo. cosa mi pare di sta cosa più importante, poiché nos aiuta da leggere cicchendi di adattare su che volevo adattare o su che incesti, non si accontentai, E poiché beh, via sanoso su, come succede, uno pica affetti sa dramma, o il suo libro su proprio, tenete bisogno di dire commenti andati a cabbai, commenti vinidi, invece se ti detti sfirmai, poi tanto uno particolare, a via sa ti contanta una cosa incredibile, est una beru. cosa Beh, bellissima. su bellu de sa letteratura est propriu cussu, no? A sa fine chi unu podet accattare su chi cheret in unu romanzu, e Cervantes e totu, torro a narre, semus chistionande de unu de sos prus mannos, de unu de sos prus importantes e de sos prus bellos puru, unu cherende accattat de totu Ma custos romanzos, no est importante ite cheriat narrere Cervantes, ite no, messaggiu cheriat mandare Cervantes, ma est sì, importante ite accattat sì, sì. sa persona chi è leghende su romanzu, e tu hai fatto un esempio, posso narrare de sos prus bello, ca deo mai avevo pensau chi in Cervantes che vudi esempios de su traballadore, chi contratta, da chi cherede essere, allo pagare a cottimu, allo pagare a E sono no. zorronada, okay. Cervantes è eccezionale, ma ti faccio un altro esempio, con i commenti, l'antologia di Spoon River da conoscersi, Te la ponau che magari da De André, dunque antologia di eh, Spoon River po' mene cioè ste. sì, questo su Zurpu, in Santologia su cristiani il modo des originali, a un certo punto perdi di socusu, poi ti scoppia in fabbrica una cosa, e a barra Zurpu, e va in su processo, e c'è una cosa a me da bella, su giugi di Narada, chi non ti canta nuda, e ci poi non ti canta nuda, E non ti poi canta nuda, poi su giugi hanno sa colpa dei incidenti e si stettiu di un compagno tu di trabalho. E ah, quindi su Mary non ti devi di pagare. Bisica, questo è solo un concetto giuridico che prima putaici effettivamente. ah, Prima su Mary di rimborsare a vetti si sa colpa puti de su Mary. O invece se tu sei in sa fabbrica, manca sa colpa sia di un altro. Tieni di sa responsabilità di non su giurista sarà su oggettiva, una responsabilità oggettiva. Ma certo. prima non fu da ici. E isso avvini narada è su giugi a nau, che mi dia fatto un trabalho e quindi non mi depia nulla. Su problema per me un po' così
nos abituai a leggere questa capacità di agattai tutto cose medas importanti che potevo agattare in ogni arte. Deo che sono di San mia, ma poi li balli poi altre cose pure. E Quindi certo. questa attenzione esti. E poi, se tu permetti, può accadere con un concetto cantunoso e su naraso che non si piace di un libro, se os di accordio con un altro. E non su un raso commenti se un altro non si convince di una cosa. Sa verità è che quando un altro non si convince di una cosa, praticamente nos aiuta a cattare il nostro settotto quest'idea che teniamo, ma non tenia da fueddo, nozione da... Non da conferma da Namus, E nos conferma nozione sta sempre. conferma, questa è questa cosa bella de scopere di questa cosa, non... Posso chiedere a servire non dusciù, ma poi quanto usi in questo mondo non si tocca a praticare i sarti che non si è toccata. Senza lo credo, certo. Ascolta già, noi sì, ora abbiamo illuminato un montone di libri, abbiamo illuminato romanzi, abbiamo fatto mescamente di libri, a Savine, mancheremo schizzone a pensare dei film e delle canzoni. Però in cada puntata io pedo sempre a sos ospiti di cosizzare qualche libro a sos chi nos ascoltano. Dunque, ego questa descrizione, poi appunto sponzo sos titoli de sos libros che has pubblicado due supra Cervantes, Ponarre, Materos Puru, e poi vincere de sos romanzos che hanno illuminato casi uno si vuole leggere, Ponarre, a Metamorfosi, a Don Chisciotte e Sardo, si lo può leggere. Però magari altri libros o chi questionano del suo traballo, della letteratura, o de cale sia cosa che tu calcolare di interesse, e te può essere, e te può scosizzare. Sì, non ti duravo e mo, poi non mi dopo pensavo e mo tu vai ridotto a... ti posso tornare a noi che è meno importanti, che alcuna cosa si tornare a leggere, come se a me fa molto, sì, che tante piticca, si da tornare a leggere con quest'ottica possibilità potete scoprire. Non è che si torna a leggere pure Don Chisciotte, poi è più lungo, però uno lo può fare, a E poi te no. tornare in calencuno libro. Quest'occasione poteva essere a tornare a leggere in sardo invece che in italiano e tu cercai in questa occasione. No, ma anda bene, Gai. È stato bello così su questo pure, che potremmo scosizzare di leggere un libro, un ambro di un saggio, o un mancare no, però ergano un mezzo spuro a narrare a sos chi nos ascoltano, torremmo a leggere Kafka, o anzi sì, leggidemo Kafka, se non l'avete mai letto, però provai a accattare pinnicas come te fiamo un anno, no? Pinnicas che magari uno non accatta diretto la Sì, prima sì. volta che lo legge, però magari sforzandosi pure di dire argomenti che non sono mica scontato su Beh, che romanzi. voi uno, ne viene in mente uno, non sciusi esti eleganti a duvairi, poiché su un libro che ha scritto io, ma tiene di questa caratteristica, Eva e Petra, che ha da pubblicato dopo Eia, Deianas, e da pubblicato su proprio in italiano, ma pure in sardo campitaneso, in sardo locutoreso, in catalano di Alghero, in moi besi in tabarchino, quindi si può scioperare. tutto all'imbas, Vabbè, poi ognuno possa da... È un certo. libro che questiona da su proprio, è una novella, però questiona da un problema di trabalho. Se cito de Buggero del 1904, quando i trabalhadores antiprotestavano le condizioni di trabalho, antiserial su esercito, su Certo. antibocciuso, ci fu su sindacato che fu nascendi e ci fu in medas informazioni de quali fusse condizioni dei operaius in s'epoca, de come nascia su sindacato e tutte queste cose. Da pubblicare Domus Deianas, commentinavo e si intitolava Eva e Petra. Poi ti mando qualcun altro da aggiungersi quando fai sul montaggio. Perché... Anda bene. Ascolta, già, da Serrausu, Deo, Ehi, ti torro gracias che abbiamo fatto una resonata davvero troppo bella, abbiamo imparato un montone di cose, che hai tutto penso che nos ascoltano, abbiamo imparato, abbiamo vinto su un montone di compiti a casa, di vagre, che si devono tornare a leggere Kafka, si devono leggere Cervantes, si uniscono a leggere, si devono vinto a badiare che film, di ciò che abbiamo illuminato. Però l'obiettivo è proprio questo, dunque ti torno gracias e spero tende vairate con te che un montone di cose da nos imparare secondo me. sì, sì. Andà bene, dai, grazie. Si intendesse poi
con calma. Va bene? Eia, a s'attera volta già, ciao. Ciao, a tra volta. Ciao, ciao. Avete ascoltato Contanos, un podcast che pertocca calesi sia questione di interesse. Se abbaidate la descrizione di questa puntata, vos ha polassato unos cantos a cappioso e legammenes, però conosco in mezzo questa questione che amo esterri di voi. E fizza sul riferimento a sul libro che ha mentovato e che ha mentovato os ospiti questa puntata. E accatate spurusa email mea se mi voliesi inviare preguntas o commentos. Questo podcast l'ha provato Deo, Alessandro Columbu, con s'aggiude dei suoi ospiti e via. Adios.